Un ammasso di lamiere, 2 elicotteri in cielo, 7 ambulanze. La strada del mare della festa in una domenica d'estate si trasforma nella via per l'inferno. 10 feriti, anche gravi, 3 auto coinvolte. Siamo sulla Treviso Mare, la strada che porta sul litorale veneziano domenica mattina. Una mamma di Romano De Zelino con il bambino di 11 anni e la zia sono partiti di buon'ora per raggiungere Jesolo. Intorno alle 7:30 lo scontro frontale con una Mitsubishi Colt con a bordo 5 ventenni di Treviso. Coinvolta anche una terza auto, una Volvo, sulla quale viaggiavano marito e moglie, che ha finito la corsa nel fossato laterale. Violentissimo l'impatto frontale fra i primi 2 veicoli. La Mitsubishi proveniente da Jesolo si è rovesciata lateralmente, finendo sopra la Clio. Impressionante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Jesolo, Portogruaro e Mestre, quest'ultimi intervenuti anche con l'autogru. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre le persone rimaste bloccate nelle auto e mettere in sicurezza i 3 mezzi. La mamma, 35enne, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Caffoncello di Treviso, lo stesso che ha accolto anche il figlioletto operato per alcune fratture. La zia invece si trova all'ospedale di San Donà di Piave, dove i medici le hanno riscontrato la rottura della milza. Dei 5 occupanti della Mitsubishi, il più grave è un ventenne, trasferito in codice rosso all'ospedale di Padova.